Erano partiti in 44 dalla Tunisia su una barca affondata. È l'inizio di un dramma, l'ennesimo dramma che coinvolge anche piccole vittime. Lei, la bambina di 11 anni della Sierra Leone, per fortuna si è salvata. Tutti gli altri, compreso il fratello della bambina, sono dispersi. È stata una camera d'aria a salvare la vita alla piccola. A prestare i soccorsi sono stati gli operatori della ONG Trottamar Terzo. La barca sulla quale aveva preso posto anche la bambina sarebbe affondata 3 giorni fa. Ed è sicuro un miracolo averla trovata in vita. Adesso si trova all'hotspot di Lampedusa. Saranno i magistrati della Procura della Repubblica di Agrigento, coordinati dal procuratore Giovanni Di Leo, ad occuparsi della vicenda. Bisognerà capire cosa realmente sia accaduto nel mare causa di tanti lutti.